Con Claudio Pellegrini, Marino Apostoli, due che hanno scritto la storia dell'Udinese nelle varie categorie. Parto da Claudio Pellegrini che, tra l'altro, ha segnato il primo gol nello Stadio Friuli contro il Seregno, quindi è un'emozione incredibile. Beh, sicuramente, questa credo la terza volta che vengo al Friuli dopo tanti anni e chiaramente non posso fare a meno di ricordarmi quella giornata che fu per tutto il Friuli e per Udine soprattutto, fu chiamata un po' la giornata della rinascita, no? Dopo purtroppo i disastri del terremoto, e chiaramente inaugurammo questo stadio quell'anno lì. Ebbi la fortuna di fare io il primo gol su questo stadio, quindi è una cosa che mi riempie di orgoglio sicuramente. Ancora si ricorda l'azione del gol, immagino. Ma guardi, su una punizione dal limite dell'area ho azzeccato l'effetto giusto sul primo palo a giro sulla barriera, quindi c'erano 25.000 spettatori, puoi immaginare che gioia, no, quel giorno. Marino Apostoli giocava qualche metro più dietro, faceva meno gol, però anche lei ha partecipato a quella gara della rinascita perché dopo quel terremoto sembrava impossibile ripartire. Poi a me fa piacere perché io essendo un triestino, aver giocato a Udine è una cosa importante, ecco, molto bello, mi è piaciuto tanto, ecco. Poi inaugurare questo stadio qui è stato stupendo. Tra l'altro poi, se non ricordo male, informazioni di Guido Comitato, lei è stato ceduto anche per una cifra importante al Napoli, giusto? Sì, Un trampolino di lancio, l'Udinese anche a quei tempi. si parlava di 500 milioni di lire, quei tempi lì erano tante, però poi la trattativa non so com'è stata e su quale basi economiche è stata, però si faceva questa cifra, no? E sì, ebbi la fortuna di poter passare a Napoli e da lì sono partito per la carriera in Serie A, insomma, sono stato alcuni anni in Serie A. Da quello Stadio Friuli a adesso Stadio Friuli Blue Energy Stadium, l'avete visto, insomma è diventato qualcosa di diverso. Bellissimo, molto, molto. Probabilmente prende tanto sia i tifosi sia chi che gioca, deve essere una cosa stupenda. È bello il nuovo stadio, anche col pubblico vicino. Ah, sicuramente sì, sì, è un piccolo gioiello e chiaramente uno stadio prettamente calcistico, no? Però mi piace sottolineare che è rimasta la nostra tribuna, che noi ricordiamo con molto affetto. Questo è un simbolo, no? A cui noi teniamo tantissimo.